Allora, Silvia Gerallucci, visti i risultati, l'esperienza di realizzazione di un progetto di questo tipo è stata sicuramente positiva. Quanto ha contribuito l'incentivo pubblico a questo risultato? L'aiuto della Regione Veneto è stato non importante, ma direi fondamentale. Rappresenta il quasi 60% del budget di questo film, pur non essendo un contributo grosso. Questo è un film realizzato con pochissimi mezzi, tanto amore, tanto impegno da parte di tutti quelli che ci hanno lavorato. C'è stato un produttore che ci ha creduto, ma non essendo un film, diciamo così, né di destra né di sinistra, non è un film facile da vendere. Sarebbe molto più facile aver fatto un prodotto militante. Questo è un prodotto che come dire, ideologicamente cerca di stare al di sopra delle parti. La Regione è stata molto brava a crederci e spero che questo riconoscimento della selezione alla Mostra del Cinema di Venezia sia anche uno stimolo a produrre altri documentari di anche autori esordienti come me, che possono avere attraverso il finanziamento pubblico la possibilità di fare qualche cosa.